Metropole News, dalla redazione, le notizie sulla viabilità. Questa mattina ce le porta Sandro Benacchio, sovrintendente capo da Udine. Allora, com'è la situazione su strade e autostrade della regione? Buongiorno Benacchio. Dal centro operativo autostradale di Udine, buongiorno. Al momento il traffico è regolare su tutta la viabilità regionale. Segnaliamo in A23, tratto Ugovizza-Pontebba, direzione sud, uno scambio di carreggiata con transito in doppio senso di circolazione nella carreggiata nord. Continuano lavori sulla tangenziale di Udine e sul raccordo Villesse-Gorizia. L'ANAS segnala cantieri mobili sulla grande viabilità triestina nel territorio del capoluogo giuliano. Ricordo che, sempre sulla grande viabilità triestina, nel tratto Cattinara-Molo Settimo, entrambe le direzioni, è stato imposto il divieto di sorpasso ai mezzi con peso superiore alle 3,5 tonnellate. Strada regionale 352 tratto Udine-Palmanova, nella fascia oraria 8-18, traffico deviato sulla viabilità adiacente alla città stellata. La Polizia Stradale augura buona giornata e buon viaggio. A domani. Riguarda la viabilità, ce li porta Sandro Benacchio, sovrintendente capo della Polizia Stradale da Udine. Buongiorno Benacchio. Dal centro operativo autostradale di Udine, buongiorno. Segnaliamo in A23, tratto Ugovizza-Pontebba, direzione sud, uno scambio di carreggiata con transito in doppio senso di circolazione nella carreggiata nord. Continuano i lavori sul raccordo Villesse-Gorizia e sulla tangenziale di Udine, ove si possono verificare rallentamenti e code, in particolare nelle ore di punta. L'ANAS segnala cantieri mobili sulla grande viabilità triestina nel territorio del capoluogo giuliano. Sulla viabilità ordinaria nel comune di Osoppo, strada regionale 463 del tagliamento, chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia, con deviazioni locali. Strada regionale 352 di Grado, tratto Udine-Palmanova, nella fascia oraria 8-18, traffico deviato sulla viabilità adiacente alla città stellata. Autovie Venete comunica che verrà attuato un restringimento di carreggiata per lavori di pavimentazione dalle ore 19 odierne alle ore 6 di domani mattina in A4 sul tratto Re di Puglia-Liser. Raccomandando prudenza e rispetto delle regole, la Polizia Stradale augura buon viaggio. A domani. Benacchio, sovrintendente capo della Polizia Stradale da Udine. Buongiorno Benacchio. Buongiorno a lei e a tutti i telespettatori dal centro operativo autostradale di Udine. Autostrade per l'Italia riconferma in A23, tratto Ugovizza-Pontebba, direzione sud, uno scambio di carreggiata con transito in doppio senso di circolazione nella carreggiata nord. Continuano i lavori sul raccordo Villesse-Gorizia e sulla tangenziale di Udine. Autovie Venete comunica che verrà attuato un restringimento di carreggiata per lavori di pavimentazione dalle ore 22 di oggi per oltre 24 ore in A4 sulla direttrice Venezia-Trieste, prima dell'uscita di San Giorgio di Nogaro allo snodo di Palmanova. Nella giornata di sabato, in più tratti della 4, prestare attenzione per ripristino segnaletica orizzontale. Concludo rivolgendomi ai motociclisti che con la bella stagione stanno tornando in massa sulle nostre strade. A loro raccomandiamo prudenza e attenzione ancora maggiori. Dopo un inverno trascorso alla guida di altri mezzi, è facile farsi prendere la mano. Riprendiamo prima confidenza con la moto e ricordiamoci che al di là delle sanzioni molto care, la vita non ha prezzo. Buon viaggio! Andiamo a vedere qual è la situazione sulle nostre strade. Il centro operativo autostradale, con noi oggi c'è il sovrintendente capo Sandro Benacchio. Buongiorno a lei. Buongiorno a lei e a tutti i telespettatori dal centro operativo autostradale di Udine. Al momento il traffico è regolare.
Autostrade per l'Italia riconferma uno scambio di carreggiata in A23, tratto Ugovizza-Pontebba, direzione sud, con transito in doppio senso di circolazione nella carreggiata nord. Autovie Venete segnala la chiusura di 2 piste in uscita al casello dell'Iser, con possibilità di disagi nelle ore di maggiore traffico. Continuano i lavori sul raccordo Villesse-Gorizia e sulla tangenziale di Udine. Friuli Venezia Giulia Strade segnala più cantieri di lavoro sulla strada statale 13 Pontebana, in particolare nel territorio dei comuni di Udine e Tricesimo. Strada regionale 52 Carnica, nella località Passo Mauria, divieto di transito per i veicoli trasporto cose di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate. Concludo invitando a moderare la velocità nell'approssimarsi ai cantieri di lavoro stradali presenti nella nostra regione, rispettando la segnaletica e il personale addetto alla regolazione del traffico. Buona giornata e buon viaggio. Dopo il caffè, come ogni giorno, le notizie dalle nostre strade. Allora, il centro operativo autostradale per la polizia stradale, oggi c'è Sandro Benacchio, buongiorno, sovrintendente capo, le notizie, buongiorno a lei. Buongiorno dal centro operativo autostradale di Udine. Al momento il traffico è regolare. Autostrada A23 continua lo scambio di carreggiata sul tratto Ugovizza-Pontebba, direzione sud, con transito in doppio senso di circolazione nella carreggiata nord. A4 Casello dell'Iser in uscita, chiusura di 2 piste con possibilità di disagi nelle ore di maggiore traffico. Continuano i lavori sul raccordo Villesse-Gorizia e sulla tangenziale di Udine. Sulla viabilità ordinaria, cantieri di lavoro sulla strada statale 13 Pontebana, in particolare nel territorio dei comuni di Udine e Tricesimo. Strada regionale 251 della Val di Zoldo e Valcellina, istituzione di senso unico alternato per lavori di riparazione cedimento scarpata nei comuni di Azzano Decimo e Pordenone. Concludo ricordando di utilizzare sempre sistemi viva voce per le telefonate in auto. Usare le mani per telefonare è pericoloso e in caso di doppia infrazione in 2 anni è prevista la sospensione della patente. Buona giornata e buon viaggio. E grazie come sempre ai consigli della Polizia Stradale.